Ciao e benvenuti a un vino in un minuto di storia di vino di Friuli Venezia Giulia. Oggi è un'esperienza spumeggiante con questo Blanc de Noir dell'azienda Dorigo, che dopo 7 anni di lieviti aspetta solo il momento di arrivare nelle nostre gole, avvolgerci, coccolarci e far sentire la sua profondità e la sua profonda voglia di felicità. È un vino che ci ricorda che ogni giorno possiamo scegliere l'atteggiamento da avere davanti alla vita. È un vino che, se fosse un libro, sarebbe Bianco di Bret Easton Ellis. Se dovesse essere una canzone sarebbe Use Me di Bill Withers, soul, ritmata ed elegante. Se fosse un film sarebbe Blade Runner di Ridley Scott, un film che ha guardato avanti. Ed è un vino che è capace di mettersi a tavola e di comandare lui la situazione, aspettando che la felicità nostra, nascosta nel nostro profondo come friulani, venga fuori un po' alla volta. È un vino fondamentale, la sua classificazione è 8.8. Ci vediamo.